quanto riguarda la cifra che il Comune di Caorle annualmente negli anni precedenti assegnava alla Fondazione è sui 390.000 euro ed è comunque disponibile anche perché ha una sua connotazione specifica nel bilancio di previsione, c'è un proprio capitolo, si poteva anche desumere dal bilancio di previsione che è stato approvato all'inizio di quest'anno. Quindi su questa voce di spesa, poi la domanda è... l'organo competente che approva la convenzione, la giunta comunale, cosa? No. Sindaco? Allora, il secondo quesito si risponde del primo capoverso delle linee guida, dove si dice che la convenzione dovrà essere necessariamente approvata in stesura definitiva dal dirigente comunale competente. Abbiamo risposto? Capogruppo Faro? Allora, rispetto ai costi, l'importo, la somma che è stata data, cioè i 390.000 euro, sono comprensivi dei costi del funzionamento degli uffici IAT o stiamo parlando solo dei costi relativi agli impianti sportivi? Prima domanda. Poi rispetto all'organo competente per l'approvazione della convenzione, dal nostro punto di vista, anziché approvare le linee guida allegate a questa delibera, sarebbe stato più corretto approvare uno schema di convenzione, in modo che certamente poi la convenzione va sottoscritta dal dirigente, però in questo caso lasciamo al dirigente, se non ho capito male, il compito di scrivere la convenzione, certo in modo conforme alle linee guida, però l'organo competente per regolamentare i rapporti tra l'amministrazione comunale e un soggetto terzo che sia partecipato al 100% dall'amministrazione comunale stessa, credo dovrebbe essere il Consiglio Comunale, che appunto approva uno schema di convenzione che verrà poi sottoscritto dal dirigente competente. Dal punto di vista, chiedo al segretario se è conforme alle norme oppure no. Risponde il segretario. Ma guardi, le contraddizioni che abbiamo nella normativa rispetto al problema che lei segnalato sono evidenti anche dal fatto che voi avete approvato qualche ora fa una delibera che indice una procedura di evidenza pubblica per la concessione di servizi di accertamento di riscossione, pubblicità, pubblica fissione, eccetera, senza trovare la relativa convenzione, per esempio. E lì nessuno ha avuto niente da dire, né io, dalla mia parte, né lei, perché diciamo che per quanto riguarda le convenzioni per attività e servizi, o per appalti e servizi, il testo unico 267 lascia molti spazi. Nel senso che ci troviamo di fronte a diverse tipologie, lei può vedere anche esaminando la casistica dei comuni più grandi, troverà il Consiglio Comunale che approva la convenzione nella sua stesura definitiva e minuta, il Consiglio Comunale che nel DUP fa un accenno a un rapporto contrattuale che si instaurerà con una ditta, e questa è l'ipotesi minimale, oppure il Consiglio che approva le linee guida. Diciamo che le linee guida è un po' la via di mezzo per queste casistiche che sono comunque tutte legittime, nel senso che è lasciata un po' libertà. Io sconsiglio sempre di approvare lo schema di convenzione perché se c'è da cambiare una parola poi risolvo il Consiglio Comunale. Per cui molto meglio è approvare le linee guida, e anche qui comunque siamo a un livello di dettaglio che molto spesso non è opportuno secondo me esplicitare, oppure i cosiddetti punti salienti, le clausole essenziali, che anche questa è una via di mezzo. Comunque abbiamo questa possibilità, questa discrezionalità che è data un po' dal sistema normativo in atto. Altro?
Altro? Capogruppo Fabro? Sì, la domanda sui soldi. Risponde l'assessore Moatto. Allora, i 390.000 euro sono solo per gli impianti sportivi. L'importo dello IAT a 150.000 euro, nel complessivo sono 540.000 euro. Allora, i 390.000 euro riguardano solo gli impianti sportivi, l'ufficio IAT sono 150.000 euro per un totale di 540.000 euro. Altro? Capogruppo Fabro? Ultimo intervento. Sì, allora, comprendo le motivazioni fornite dal segretario. In questo caso però io credo che noi stiamo parlando non di un semplice appalto di servizi, ma stiamo parlando dell'affidamento della totalità degli impianti sportivi dei comuni, proprietà del comune di Caorle, o anche eventuali impianti per i quali il comune di Caorle figura come locatario, alla fondazione per 8 anni e a titolo gratuito, e quindi siamo in presenza di una fattispecie molto particolare. E quindi credo che il controllo da parte dell'organo consigliare debba essere il massimo possibile. Il massimo possibile significa approvare in consiglio lo schema di convenzione. Certo, si va a modificare una parola, si torna in consiglio, lei dice, certo, però allora a questo punto lo schema di convenzione che viene portato all'attenzione del Consiglio Comunale sarà uno schema di convenzione già ampiamente meditato e già nella sua stesura definitiva, e penso che, come si è visto in tanti casi, in tante delibere che sono passate attraverso questo Consiglio Comunale, gli uffici siano perfettamente nelle condizioni di definire uno schema di convenzione. È questione di scelta, e credo che, siccome stiamo parlando anche, l'aspetto economico non è secondario, stiamo parlando di una faccenda che ha un costo importante per il comune, 390.000 euro all'anno. Non sono noccioline, sono un importo molto importante. Sarebbe interessante capire se questa cifra, da quando è nata la fondazione Caorle Città dello Sport, in cui viene descritta in questo atto come un modello virtuoso da confermare per i prossimi 8 anni, sarebbe interessante capire se la fondazione ha comportato dei risparmi, ha comportato un utilizzo più efficiente degli impianti sportivi, o se al contrario ha comportato, rispetto alla gestione precedente, quando erano direttamente l'ufficio sport che gestiva le strutture degli impianti sportivi, o se invece ha comportato di maggiori oneri, di maggiori costi. Di certo, e su questo chiedo quindi all'assessore, questi 390.000 euro sono confrontati con la gestione precedente alla nascita della Fondazione Caorle Città dello Sport. Sono cresciuti, sono diminuiti, sono rimasti costanti. C'è effettivamente una gestione virtuosa, come viene descritto in questo atto, degli impianti sportivi da parte della Fondazione. Di sicuro, rispetto alla gestione precedente, c'è una minore possibilità di controllo da parte del Consiglio Comunale, perché appunto qui non siamo nelle condizioni, salvo accessi agli atti macchinosi e diciamo attività investigativa che non è come dire, opportuno che i consiglieri comunali mettano in atto, non è possibile accedere con la stessa intellegibilità di prima
agli impegni di spesa, capire come vengono effettivamente impiegate le risorse economiche da parte della fondazione. Prima invece questo era possibile perché l'ufficio sport lavorava come qualsiasi altro ufficio comunale in cui gli impegni di spesa passano attraverso delle determine di dirigenti, e invece qui il dirigente opera una determina onnicomprensiva e forfettaria e per appunto pagare e trasferire alla fondazione la quota di iscrizione annuale, salvo eventuali poi integrazioni in corso d'anno. Quindi una minore trasparenza rispetto a prima, a fronte di risparmi o a fronte di maggiori oneri? Questo chiedo all'assessore competente. Grazie. Risponde l'assessore Boatto. Ne rispondo alle linee guida. Di seguito si indicano le linee guida per la convenzione da stipularsi fra il Comune di Caore e la Fondazione Caore Città dello Sport. I seguenti punti potranno essere sviluppati e integrati senza che ciò comporti una variazione sostanziale dei contenuti. Le eventuali modifiche potranno essere di carattere tecnico, gestionale, a seguito di valutazioni dei dirigenti comunali. La convenzione dovrà essere necessariamente approvata in stesura definitiva dal dirigente comunale competente. Cerchiamo un po' di stringere perché gli interventi No, semplicemente chiedo la risposta alla mia domanda, Ok. l'assessore ha forse travisato, non vedevo. risponde il sindaco allora. Grazie. Allora, dal 2012 ad oggi ho posso assicurare che, salvo l'affidamento del servizio di acqua, mi pare dal 2015-13, non ricordo, la somma è più o meno sempre intorno ai 390.000 euro che viene affidata alla fondazione in epoca anteriore. Non glielo so dire, probabilmente nessuno è anche in grado di commisurare e fare un confronto tra quello che era in carico l'ufficio sport prima di passare alla costituzione della fondazione e poi quello che era in carico alla fondazione, perché in realtà il lavoro dell'ufficio sport non coincide con il lavoro della fondazione, perché la fondazione ha tutta una serie di attività in più che prima erano magari in carico all'ufficio turismo piuttosto che all'ufficio cultura e non necessariamente all'ufficio sport, quindi non è confrontabile. Però lei dice io non riesco ad accedere, non riesco a vedere, non c'è trasparenza. Sul sito della fondazione lei trova tutte le risposte alle sue domande. Lei accede al sito della fondazione, ha già di trasparenza, i conti sono tutti pubblicati, basta solo andare a verificare, insomma. Qualcuno ha altri interventi? Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? 10. Voti contrari? 0. Astenuti? 4. Il Consiglio approva. Mettiamo i voti immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? 10. Contrari? 0. Astenuti? 4. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Punto numero 15. Regolamento per il trasporto sociale, modifiche ed integrazioni. Relazione al Sindaco. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 7 del 1 marzo 2007, con la quale sono stati approvati il progetto di regolamento relativo al trasporto sociale, considerato che il suddetto servizio viene gestito ormai da 10 anni dal personale del Centro Ricreativo Culturale Sandro Bettini e che la maggior parte degli utenti si reca presso gli uffici dello stesso centro esprimendo la propria situazione di bisogno attraverso apposita modulistica, visto che all'articolo 6 del suddetto regolamento comunale si prevede una valutazione per ogni singolo accesso, per ogni nuovo accesso da parte dell'assistente sociale, considerato che la maggioranza degli utenti già accede ai vari servizi del Centro Ricreativo Culturale Sandro Bettini, non ha necessità di accedere ad altri servizi del settore servizi alla persona, dunque la valutazione spesso più rilevanza si è effettuata dal personale del centro stesso, visto che si intende garantire il servizio in maniera efficace ed efficiente sia per gli utenti del Centro Ricreativo Culturale Sandro Bettini che per gli utenti seguiti dal servizio sociale, ritenuto di dover permettere ai servizi di predisporre una valutazione adeguata in base ai bisogni dell'utente richiedente, all'utente di rivolgersi al servizio più confacente alle proprie necessità, vista la bozza di regolamento allegata alla presente, nella quale si intendono soppresse le parti tra parentesi quadro in corsivo e introdotte le parti sottolineate in linea retto e ritenuto lo stesso meritevole di accoglimento, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di approvare l'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione dell'oggetto del regolamento del trasporto sociale. Nel testo composto di numero 11 articoli nel quale si intendono soppresse le parti tra parentesi quadri corsivi introdotte le parti sottolineate in neretto.
di mandare la presente deliberazione al responsabile del settore servizio alla persona per trattativa dei clienti. Grazie, ci sono interventi? No? Sì? Capogruppo Miolo, prego. Sì, grazie Presidente, solo un chiarimento. Per quanto attiene l'articolo 4, destinatari del servizio, si capisce in maniera forse anche abbastanza chiara, ma un ulteriore elemento di chiarezza, quello che ti chiedevo, che possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel comune di Caorle che abbiano i requisiti, siano anziani, utenti del servizio di assistenza domiciliare e quant'altro. E poi alla fine dell'articolo si dice ai sensi della vigente legislazione, secondo i medesimi criteri, possono inoltre usufruire del servizio i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel comune di Caorle. E al punto successivo, i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel comune, ancorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Quindi, è scritto che è ai sensi della vigente legislazione, ma chiedevo un chiarimento perché appare quasi un po' un contraddittorio sotto certi aspetti il fatto di mettere in evidenza che c'è una sorta di attenzione prioritaria giustamente ai residenti in comune di Caorle, per i quali questo servizio immagino sia stato pensato, immaginato. E però quando si parla di profughi, rimpatriati, rifugiati, aventi titolo all'assistenza, ecco, su questo aventi titolo all'assistenza se è possibile avere magari qualche indicazione in più, nel senso, cioè, una persona che è priva di documenti e che vive in clandestinità ha titolo all'assistenza, per esempio, donando, oppure è sufficiente che una persona di che ha questi problemi, queste problematiche, avanzi una richiesta per poter, sulla scorta del regolamento, avere il servizio a disposizione. E così anche per gli apolidi, nel senso che mi vengono in mente i Campiron, che sono apolidi, ecco, se poi questi possano usufruire pure meno, se è possibile avere qualche chiarimento. Grazie. Risponde il Sindaco. In realtà questi capoversi fanno parte dell'articolo 4 proprio per una esigenza di umanità, nel senso che a monte abbiamo comunque una normativa, è un decreto ministeriale del non mi ricordo quando, che poneva delle linee guida che peraltro sono le stesse linee guida di cui abbiamo discusso in questo Consiglio Comunale in occasione o di un ordine del giorno o di una mozione avente l'oggetto proprio presentata alla vostra lista di progetto la questione delle carte d'identità sul rilascio previa verifica del documento identificante o meno. È lo stesso provvedimento però a carattere ministeriale che riprende la normativa precedente, perché quelle linee guida vanno a richiamare tutta una serie di normative che allora io avevo citato, adesso qui non ho, laddove comunque si andava ad equiparare sostanzialmente le posizioni di chi ha magari la cittadinanza, residenza, il titolo a pieno, con chi ha una situazione che per il legislatore va modificata. Io credo che peraltro il punto sotto, quello relativo alla posizione dell'apolide, no? Sia una questione di umanità che ne richieda l'intervento, perché di fronte a un caso umano, di trasporto sociale, di una persona che deve andare a farsi la chemioterapia, non possiamo dire di no, se un trucco si priva di documenti, francamente. Cioè veramente va a stridere con quella che è l'umanità che noi dovremmo avere prima ancora di fare politica. Altri interventi? Possiamo procedere con la votazione. Voti favorevoli? Sì. Voti contrari? 0. Astenuti? 1. Il Consiglio approva. Punto numero 16. Regolamento comunale per le emergenze abitative. Approvazione. Relazione al Sindaco. Permesso che la legge regionale numero 10 del 2 aprile 96 successive modifiche
All'articolo 11 stabilisce che si possa riservare un'aliquota non superiore al 15% degli alloggi di erbo da assegnare annualmente per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali. Lo stesso articolo prevede un'ulteriore riserva non superiore al 10% per sanzioni annuali a favore delle forze dell'ordine, qualora quest'ultima aliquota rimanesse inutilizzata o utilizzata solo parzialmente, il residuo di disponibilità si aggiungerebbe alla riserva al 15% sopracitata. Vista la delibera di giunta comunale numero 859 del 5 dicembre 1996, con la quale, oltre a determinare la riserva di alloggi ai sensi della legge regionale, si era provveduto ad approvare i criteri per procedere all'assegnazione delle percentuali di alloggi di erbo sottoposti a riserva, stanti i numerosi e sempre crescenti casi di emergenza abitativa che hanno interessato e che interessano attualmente diversi nuclei familiari di Caori e le difficoltà registrate per trovare soluzioni adeguate, si ritiene indispensabile poter disporre di un valido strumento operativo che permetta di ovviare per quanto è possibile a tali difficoltà, ritenuto alla luce dell'esperienza sulle problematiche di emergenza abitativa di dotarsi di uno specifico regolamento che possa diventare uno strumento operativo valido, prevedendo dei requisiti generali per accedere alla graduatoria annuale da utilizzarsi sia per l'aliquota per l'assegnazione di alloggi di erbo, sia per alloggi di proprietà comunale in gestione diretta del comune, sia per alloggi di proprietà alta non erbo, dati in convenzione al comune, sia per alloggi privati dati in convenzione al comune di Caore, ritenuto pertanto di adottare i criteri di punteggi declarati nel presente regolamento con i quali riservare gli alloggi per l'emergenza abitativa, ai sensi della legge regionale 1096 successive modifiche del presente regolamento con attribuzione di punteggi ai fini della formazione di una graduatoria annuale. Rilevata la necessità di provvedere all'istituzione del regolamento comunale per le emergenze abitative, si chiede di deliberare di adottare per le motivazioni indicate in premessa il regolamento comunale per le emergenze abitative composto da 16 articoli che formano parte integrante del presente atto. Ci sono interventi? No? Possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli? Voti favorevoli? Ok. Il Consiglio approva all'unanimità. Punto numero 17 all'ordine del giorno. Modifica allo schema di protocollo d'intesa dell'organizzazione di gestione della destinazione turistica, OGD, denominata DMO Caorle. Si propone il rinvio della delibera. Siamo tutti d'accordo? Ok, allora il punto numero 17 rinviato. Numero 18. Convenzione per la costituzione dell'associazione Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto. Relazione al Sindaco. Premesso che con l'articolo 85 della legge 30 dicembre 2016 numero 30, collegato alla legge di stabilità regionale 2017, la Regione Veneto ha introdotto un nuovo modello di assetto istituzionale dell'area del litorale Veneto con il compito di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area medesima, istituendo la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto. Considerato che l'area in questione è derivante dall'insieme dei territori dei comuni indicati nel provvedimento sopra riportato, ritenuto procedere con indicato citato articolo 35 della legge regionale 30/2016 attraverso la costituzione di una forma associativa tra i comuni interessati ex articoli 14 e seguenti del codice civile, considerato opportuno disciplinare tale forma associativa in forza di un atto convenzionale dal maggior numero possibile di enti partecipanti alla fase di costituzione della stessa, con possibilità di apertura e adesione nei limiti di quel citato articolo 85, richiamato il titolo secondo, capo quinto, in particolare gli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 267 del 2000, ritenuto necessario provvedere ad approvare gli schemi di atto convenzionale statutario al fine di impegnare il Sindaco alla successiva sottoscrizione degli stessi, acquisita la disponibilità alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi da parte dei comuni di San Michele del Tagliamento, Cavallino del Porti, Eraclea, Jesolo, Loggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare. Dare atto che con l'articolo 85 della legge regionale 30 dicembre 2016 numero 30 è stata costituita l'area del litorale Veneto e istituita la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto. È volontà dei comuni di San Michele del Tagliamento, Caore, Eraclea, Jesolo, Cavallino del Porti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro attuare una forma di gestione associata finalizzata a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale Veneto,
di approvare la bozza di convenzione legata sull'lettera A per la costituzione dell'associazione Conferenze Sindaci Comune Litorale Veneto, di approvare lo statuto della costituenda associazione allegato sull'lettera B del presente provvedimento, formando parte integrante sostanziale, di impegnare il sindaco alla successiva sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'associazione secondo lo schema allegato sul C, di autorizzare la Giunta Comunale all'approvazione di eventuali modifiche agli atti di quei precedenti punti 2, 3 e 4 di carattere meramente formale, nonché l'adozione di atti strumentali alla realizzazione delle finalità in tali atti indicate. Di dare atto che le spese derivanti dal presente atto saranno oggetto di specifico stanziamento a seguito della definizione di criteri di ripartizione tra gli enti partecipanti. Grazie, ci sono interventi? Capogruppo Favaro. Sì, dico subito che noi salutiamo con favore questa nascita di questa associazione, quindi esprimeremo un voto favorevole sul provvedimento. Sappiamo che già da qualche anno di fatto i comuni che aderiscono a questa convenzione che danno vita all'associazione, la conferenza dei sindaci del litorale Veneto, questi comuni già da qualche anno lavorano insieme e hanno l'abitudine di, seppur credo in via informale, hanno l'abitudine di riunirsi periodicamente per affrontare temi che riguardano appunto le problematiche della costa, intese in senso molto ampio, e questo ci sembra un ottimo metodo di lavoro. Bene ha fatto la Regione Veneto a riconoscere questo metodo e in qualche maniera a istituzionalizzarlo sulla stregua della conferenza dei sindaci del Veneto orientale, e quindi noi esprimeremo, come ho detto, voto favorevole, auspicando un ruolo importante da protagonista da parte del Comune di Caorle, che di fatto per motivi geografici, per motivi anche poi economico-turistici svolge un ruolo non da comprimario ma un ruolo da protagonista rispetto agli altri comuni coinvolti in questa operazione. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi? No. Possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità all'unanimità. Punto numero 19. Protocollo d'intesa per il coordinamento tecnico-scientifico della progettualità riferita al contratto di Costa Veneta. Relazione all'assessore Commisso. Premesso che il Consorzio di Bonifica Veneta del Po ha elaborato e promosso presso le istituzioni e sul territorio la progettualità riferita al contratto di foce tra i rami terminali dei fiumi compresi tra Trenta e Delta del Po e il mare Adriatico, sul modello dei contratti di fiume così come inquadrati nell'ambito del collegato ambientale alle leggi di stabilità 2014 e della delibera giunta regionale Veneto 1938 del 23 dicembre 2015. L'iter di processo del contratto di foce è organizzato in 4 fasi: fase 1 di preparazione, fase 2 di attivazione, fase 3 di attuazione, fase 4 di consolidamento, di cui la prima svolta è formalmente conclusa in data 15 aprile 2015 e la seconda in corso di svolgimento. Durante lo svolgimento dell'iter di processo del contratto di foce, nella seduta del 10 febbraio 2014, la cabina di regia, su iniziativa della segreteria tecnica e con il supporto della Regione del Veneto, venne condivisa l'idea di esportare il modello concettuale del contratto di foce all'intero arco costiero della Regione del Veneto, dal ramo del Po di Goro al tratto terminale di Comunità del Nitro. Durante l'incontro di cui sopra, il sindaco del comune di Chioggia, già membro del partenariato dei sindaci della costa, sottoscrittori del protocollo di intesa per la tutela e la valorizzazione turistica ed ambientale della costa veneta, Caorle, del 22 marzo 2013, alla luce della collocazione strategica del territorio comunale tenuto cerniera tra il Delta del Po e il Veneto centro-orientale, si propose come portavoce dell'iniziativa progettuale del contratto di Costa Veneta. Il percorso del contratto di Costa Veneta si considera pertanto pubblicamente avviato dalla segreteria tecnica del contratto di foce e dal sindaco del comune di Chioggia attraverso le iniziative e gli incontri di seguito riportati.
Mestre, 19 novembre 2014, partecipazione al nono tavolo nazionale dei contratti di fiume con relazione alla presentazione di un paper intitolato Verso il contratto di Costa Veneta, autori Laura Mosca e Giuseppe Casson, premiato con menzione speciale per l'approccio metodologico alla gestione di un'area costiera difficile che appare già efficace e pronto per essere esportato come buona pratica da emulare. Porto Viro, 21 novembre 2014, incontro di coordinamento dei sindaci della costa con presentazione dell'iniziativa e condivisione della medesima. Venezia, 26 giugno 2015, presso Pianeta Acqua, evento collaterale di Expo 2015, partecipazione al convegno di sesto idrogeologico e infrastrutture idrauliche, contratti di fiume, e presenza con poster allo stand del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, MATTM, nell'ambito dello spazio dedicato ai contratti di fiume. Roma, 16 novembre 2015, incontro presso il MATTM a seguito di convocazione della segreteria tecnica del contratto di Foce e del sindaco del comune di Chioggia da parte del capo della segreteria tecnica del Ministro dell'Ambiente, il professor Carlo Maria Medaglia, al fine di illustrare l'iniziativa progettuale del contratto di Costa Veneta. Riunione 7 marzo 2016, convegno organizzato dal Comune di San Michele a Tagliamento, coordinatore dei sindaci della costa, intitolato Erosione e problematiche della costa veneta verso il contratto di costa, finalizzato a promuovere pubblicamente l'iniziativa oltre che a costituire formalmente il gruppo promotore. Porto Tolle, 26 agosto 2016, incontro di coordinamento dei sindaci della costa finalizzato a definire un programma di attività a breve termine per l'avvio concreto delle fasi operative sul territorio. Ferrara, 23 settembre 2016, partecipazione al convegno organizzato dal Tavolo Nazionale dell'Erosione Costiera, intitolato Linee guida nazionali sull'erosione costiera, prima sessione, quadro normativo, nell'ambito degli eventi del Coast Expo. Il professor Carlo Maria Medaglia, capo segreteria tecnica del Ministro dell'Ambiente, in data 2 marzo 2016 ha trasmesso una nota di interesse e sostegno alla prosecuzione dell'iter di processo del contratto di Costa Veneta, ritenendo che possa essere un'interessante iniziativa e che possa diventare un esempio innovativo di applicazione dei contratti di fiume, una best practice di gestione dei territori idrici esportabili in altre aree del nostro paese. Nell'ambito dell'evento di Bibione sopra riportato è stata sottoscritta la manifestazione di interesse intitolata Verso il contratto di Costa Veneta per i territori compresi tra i tratti terminali dei fiumi della regione del Veneto e il mare Adriatico, in presenza del Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti e dell'assessore all'ambiente della regione del Veneto Giampaolo Bottaccino. È stato costituito un gruppo promotore con i seguenti soggetti: Comune di Caore, Comune di Cavallino Treporti, Comune di Chioggia, Comune di Raclea, Comune di Jesolo, Comune di Porto Tolle, Comune di Porto Viro, Comune di Rosolina, Comune di San Michele a Tagliamento, Segreteria Tecnica e Contratto di Foce Delta del Po. Il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, nell'ambito della sua relazione di conclusione dell'incontro medesimo, ha sollecitato il gruppo promotore a partire al più presto con le attività sul territorio riferite al contratto di Costa Veneta in concomitanza e sostegno all'attività del Tavolo Nazionale della Regione Costiera e del protocollo d'intesa per la redazione delle linee guida nazionali per la difesa della costa e dei fenomeni di erosione e degli effetti di cambiamenti climatici, elaborate dal MATTM e dalle regioni di riassi italiane. Pertanto, dopo il completo dell'iter processuale riferito al contratto di Costa Veneta così avviato, risulta strettamente connesso all'esperienza in corso del contratto di fiume, da cui deriva e a cui è opportuno si adegui da un punto di vista dei contenuti e della metodologia allo scopo di integrare i due processi ed ottenere un medesimo livello di operatività rispetto alla scala territoriale regionale. Dato atto che i comuni di Caore, Comune di Cavallino Treporti, Chioggia, Eraclea, Jesolo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, San Michele a Tagliamento e il Consorzio di Bonifica Delta del Po intendono sottoscrivere un protocollo d'intesa finalizzato alla determinazione di un coordinamento tecnico-scientifico della progettualità riferita al contratto di Costa Veneta per l'avvio completo delle fasi e attività previste dall'iter di processo medesimo. Visto l'allegato schema di protocollo d'intesa con il quale le parti convengono di delegare al Consorzio di Bonifica Delta del Po il coordinamento tecnico-scientifico della progettualità riferita al contratto di Costa Veneta, secondo fasi e attività previste dall'iter di processo,
tenuto conto che i comuni parteciperanno alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività da parte del Consorzio di Bonifica Delta del Po nelle modalità e stralci riportate nell'allegato protocollo d'intesa di seguito riassunti. Per il completamento dell'attività A e B riferite alla fase 0 di ricerca preliminare sarà utilizzata la somma forfettaria di euro 3.000 derivante dal contributo di sostegno disposto dalla Regione del Veneto con decreto numero 191 del 28 ottobre 2016. Per lo svolgimento delle attività E e G previste nella fase 1 di preparazione sarà utilizzata la somma di euro 18.000 attraverso la corresponsione del contributo da ripartirsi in quote uguali tra i comuni interessati e pertanto comporta una spesa a carico del bilancio del comune di Caoro di euro 2.000, fase che potrà essere avviata soltanto una volta reperite le necessarie risorse finanziarie da parte dei comuni mediante l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e successivo specifico provvedimento del impiego di spesa. Per lo svolgimento delle parti restanti previste dalla fase 1 di preparazione, attività C, D, F, H, I e in generale per lo svolgimento delle attività riferite alla fase 2 di attivazione, alla fase 3 di attuazione, alla fase 4 di consolidamento, le stesse potranno essere avviate dal Consorzio di Bonifica Delta del Po solo a seguito di assunzione di specifica direzione da parte delle singole amministrazioni comunali, previo il reperimento delle necessarie risorse finanziarie e contributi che i comuni interessati si adopereranno a richiedere. Attestato per il provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio del comune, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico enti locali, del decreto legislativo 266 del 2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge del 10 ottobre 2012, numero 174. Preso atto del parere favorevole della regolarità tecnica riportato in calce espresso dal dirigente del servizio sulla proposta della presente deliberazione, preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e di attestazione